Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Bentornati Gianfranco, pronti, freschi come le rose, perché oggi è una giornata di sole bellissima. Accogliamo di nuovo l'ospite al telefono questa volta. Dopo un tuffo nel passato attraverso lo studio e la ricerca della stazione di Colonia Veneta, adesso abbiamo il secondo ospite di trasmissione, che è un fotografo, è Giampaolo Iervolino, autore del libro fotografico Flowing Time, tempo scorrevole, che abbiamo qui al telefono questa mattina. Lui è di Roma e come faccio sempre, chiedo all'ospite di presentarsi a noi e ai radioascoltatori. Intanto lo saluto io, intanto saluto lei, signor Iervolino, buongiorno. Giampaolo, diamoci del tu, se a lei fa piacere diamoci del tu. Benissimo. È un piacere accoglierla nella nostra trasmissione. Allora, Gianfranco, a te per introdurre Flowing Time e anche l'opera interessantissima. Infatti la prima domanda è: Giampaolo Iervolino si presenti a lui. Sì, Giampaolo Iervolino, io sono un sognatore con la passione della fotografia. Non nasco fotografo professionista, questo libro è un regalo che mi sono fatto per i miei 40 anni, però ho sempre delegato alla fotografia l'ingrato compito di farmi da analista, traducendo nelle immagini quelli che sono i pensieri, le emozioni, le paure e anche per esempio la ricerca continua della gestione del tempo, che poi è il leitmotiv del libro stesso. Bene. Nella prefazione del suo libro si presenta così: il senso dei miei scatti è nella reazione stessa che sanno suscitare. È un concetto molto bello, profondo, ma ha bisogno di una spiegazione, giusto? Beh, sì, volendo sì, nel senso che cerco di non fare foto semplicemente didascaliche e analitiche di quello che l'occhio sta guardando, ma il mio desiderio, il mio lavoro è evocativo, nel senso che le foto è una forma di linguaggio, devono quindi spiegare e far raggiungere a chi le guarda o suscitare in chi le guarda delle emozioni. A me. Quindi restituire un pensiero attraverso uno scossone emotivo, positivo o negativo che esso sia. A me ha molto incuriosito, sempre restando sulla prefazione, quando a un certo punto lei fa sua una citazione che la facciamo quasi tutti, quella alla famosa domanda: a cosa stai pensando? E lei con la risposta ovvia: niente, che però lei dice nel niente si contiene tutto un mondo di risposte, come del resto la fotografia, è giusto? Sì, diciamo che sostanzialmente il niente è il nostro vincere facile, no? Nel senso che ci tira fuori da tutte quelle situazioni in cui dovremmo dare 1000 spiegazioni, entrare nel merito. È uno schermo importante, è giocare il gioco qualsiasi partita di carte sostanzialmente. Sì. E per quanto riguarda le mie foto vanno a raccontare tutto quello che è nel niente, perché spesso e volentieri anche per pudore non diciamo cosa realmente stiamo pensando, e quindi le foto sono invece la traduzione dei pensieri, sono tutti quelle urla nascoste dietro al niente, quei pensieri non detti e lasciati lì. Anche se diplomatico niente. Sì, anche se il niente potrebbe essere inteso come nulla, cioè la voce del silenzio, no? Cioè che non dà niente, e invece lei in quel niente ci raccoglie tutto. Antonella, quante... è pure diplomazia. Sì, Antonella, quante volte alla domanda cosa stai pensando tu hai risposto niente? Ma non è così. Certo, ma in realtà non c'è mai un niente al quale si riesce a pensare, no? Magari sì. si riuscisse a pensare a niente, sarebbe una grande via di fuga possibile. A volte lo siamo anche per pudore, nel senso che magari stiamo pensando a una cosa così frivola, così stupida, Certo. Che ci fissiamo a guardare un punto e ci facciamo quelle domande che nemmeno su Focus provano delle risposte. E allora per pudore dico no, niente, Lascia stare.
non c'è un istante in cui la nostra mente non pensa, non fa qualcosa. E attribuire a quel niente, a quello spazio inutile, invece l'emozione trasmessa da una fotografia è un gran bel assioma, una bella finalità. Nella prima parte del volume c'è anche il contributo scritto da parte di Manuel Neila. Chi è? Manuel Neila è un fotografo, è un storico e poeta spagnolo che io ho conosciuto proprio per il libro, nel senso che cercavo un aforisma che potesse fare da introduzione al libro stesso, no? Sì. E quando mi sono imbattuto nell'affermazione il tempo fluisce in modo uguale per tutti e gli uomini, per tutti gli uomini, ed ogni uomo galleggia nel tempo in maniera differente, mi sono riconosciuto e ho riconosciuto il mio lavoro in questa affermazione. Quindi ho fatto una ricerca su Google per vedere chi fosse l'autore, ho avuto la fortuna di sapere che è vivente e quindi con una faccia da bronzo che mi contraddistingue l'ho contattato chiedendogli di poterla usare, gli ho mandato il layout del libro e lui ho offerto anche di farmi la prefazione, è nata quindi un'amicizia, ci siamo scambiati libri, anche lui mi ha mandato altri libri che ha pubblicato, insomma, quindi c'è stato un piacevole scambio. Da una ricerca è nata quasi un'amicizia, comunque. Per cui il tempo scorre per tutti alla stessa maniera, ma è come lo viviamo alla fine, quel tempo che differenzia. Ogni uomo poi galleggia in maniera diversa, fluttuare. Ecco perché poi il titolo di Flowing Time. Ma adesso andiamo proprio all'interno del volume e vediamo che scorrendolo velocemente c'è una serie di scatti in bianco e nero che raccontano Roma di notte. Perché questa trama, questa tessitura del suo album fotografico? Più che raccontare Roma di notte, sfruttano Roma per raccontare, per aiutarmi nel raccontare il mio pensiero, nell'esporre il mio pensiero, perché io ho voluto rappresentare attraverso questo progetto fotografico la dicotomia che c'è tra la storia millenaria di Roma e che le sue opere fantastiche continueranno per altri infiniti millenni a essere presenti e a raccontare e appunto in contrasto con la vita dell'essere umano che fondamentalmente lascia solo una flebile scia del proprio passaggio, no? Paradossalmente gli stessi eredi di chi poi ha realizzato quelle opere sostanzialmente, quindi le opere restano in confronto all'uomo, quindi lo scorrere del tempo anche in questo senso. Un po' come le fotografie, no? Posso fare immortalano degli attimi che passerebbero velocemente, sono fugaci, invece la fotografia li imprigiona. Prego, Antonella. Sì, mi veniva una domanda, Giampaolo, posso chiederle? Mi inserisco nelle domande di Gianfranco. Sono bellissime le foto in bianco e nero e le foto che raccontano alcuni luoghi meravigliosi di Roma di notte. La scelta di mettere le figure umane in dissolvenza, in sfumato, ha un senso di privacy oppure è una ricerca volutamente? Perché combacia esattamente con quello che lei dice. Noi siamo qui, lo raccontiamo adesso, ma noi sfumeremo, le opere rimarranno lì a raccontare per tanto tempo. Esatto. No, diciamo che il discorso della privacy sicuramente è un discorso importante nell'ambito della fotografia e quindi va sempre analizzato e contestualizzato nella maniera giusta. Nello specifico però il fatto di aver immortalato le persone solo nel loro passaggio è proprio per far intendere la capacità dell'essere umano, no? E per cercare di dare una densità fisica allo scorrere del tempo. Quindi attraverso, se io avessi usato dei tempi più lunghi di esposizione, le persone non si sarebbero proprio viste, invece avevo l'esigenza che qualcosa ci fosse per far vedere che del tempo era passato all'interno dello stesso scatto e quindi che quella persona era passata da un lato all'altro della strada e così via. È una tecnica molto grazie. Sì, rendeva l'idea così proprio al primo colpo d'occhio sulla foto, che ci fosse questo scarto temporale tra chi c'è ora e chi ci sarà e cosa ci sarà per sempre. Questo è il primo motivo per molti anni ancora. Per il quale bisogna mi piace molto acquistare perché questo volume. Ma non ho mai trovato una
giusta confidenza con il tempo, nel senso che lo contatto da sempre, o sono perennemente in anticipo o perennemente in ritardo, insomma non riesco, quindi ho cercato di fare pace con il tempo attraverso questo libro. Ci racconta qualcosa di particolare relativo agli scatti che ha poi messo all'interno del volume? Sì. Molto volentieri. Allora, è una passeggiata fatta da Piazza del Popolo a Trastevere, passando per Via del Corso, che è la piena centrale del centro storico di Roma, e toccando poi quindi tutti quei monumenti e tutte quelle realtà che hanno reso iconica Roma nel mondo e che tuttora sono oggetto di pellegrinaggio da parte di tutti quanti i turisti, sostanzialmente. E una particolarità, un aneddoto simpatico è quello anche della copertina, dove troviamo su Via del Corso questo artista di strada, questo cartomante, che era fermo sul proprio sgabellino, e in quel momento, proprio nel momento della foto, stava riposando gli occhi, si stava forse concentrando, non so, e quindi mi è piaciuta molto questa cosa. A distanza di un paio d'anni, tornando con un altro amico, Fabrizio, che l'altro saluto, che sicuramente, perché l'ho detto, guarda che vado in onda, quindi salutiamo Sta Fabrizio. ascoltando e lo salutiamo anche noi. E quindi sostanzialmente l'ho incontrato, mi sono fermato e gli ho fatto vedere il libro, e lui è rimasto molto contento, emozionato, mi ha voluto leggere le carte, è stato gentilissimo, è stata Abramo, si chiama Abramo, è un signore veramente molto Salutiamo. pittoresco, è stata una bella cosa. Spero che è stata una lettura positiva pure per lei. Cioè. Sì, no, è stato un ottimo... Sì, come previsioni. Avevo paura che inizialmente mi dicesse, ma sì, che ti ha detto di mettermi addirittura sulla mattina in un libro. Poi in realtà invece lui è rimasto contento e onorato da questa cosa. Quindi Bello, molto mi fa particolare. molto piacere, insomma. Sì. Torniamo, Eccoci torniamo qui insieme con la seconda Giampaolo e Iervolino. seconda e ultima parte dell'Autori e Letture, edizione 03, Rete 2000, e soprattutto con noi Giampaolo Iervolino e il suo libro fotografico Flowing Time. Giampaolo, adesso iniziamo ad entrare un pochettino più nel dettaglio, perché lei è già stato ospite in passato di una mia trasmissione e ci siamo soffermati molto sul valore della fotografia. Ma adesso lo chiedo al fotografo Giampaolo Iervolino. Cos'è per lei la fotografia? L'ho accennato prima, è un ottimo sostituto della psicanalisi. Con tutto quello che ho speso per l'attrezzatura fotografica negli anni, forse mi costava pure un po' di meno, però sostanzialmente è stato un ottimo aiuto, un'ottima confidente, un ottimo modo per capire come sto e perché determinati scatti rispetto ad altri, no? È una forma di linguaggio, come qualsiasi altra espressione artistica. E allora entriamo scusi Giampaolo, e allora approfitto al volo, no? Entro, come dice Antonella, a gamba tesa sul concetto della psicanalisi. E allora entriamo ancora più nella psicoanalisi. Cosa pensa un istante prima di schiacciare il click Giampaolo Iervolino davanti ad un'immagine che diventerà foto? Sono pensieri puramente tecnici e legati proprio alla fotografia, quindi guardo 1000 volte all'interno del mirino, soprattutto i 4 angoli del mirino, per vedere cosa sto lasciando fuori e cosa sto integrando nella foto. Se quello che vedo è realmente quello che poi voglio che venga rappresentato, e svuoto i polmoni, come fanno i cecchini prima di premere il grilletto. Per cortesia, evitiamo questi... No, ci faccia un altro esempio, Giampaolo. Sì. Più dolce e più pacifico. Sì. Come il Ma fornaio. certo, ma certo. È vero, Il fornaio prima. sempre un mirino, lo so. sempre un tasto di preme, quindi sostanzialmente... Sì, però noi il non facciamo vostro vittime. esatto. Non facciamo vittime. Come il bird watching, il suo è un time watching o un art watching, non è certo killer, assolutamente. Due domande più tecniche. La prima, perché Flowing Time sono tutte foto in bianco e nero? Bianco e nero per una scelta stilistica. Trovo più intimo il raccontare determinate sensazioni e determinati sentimenti attraverso il bianco e nero, invece del colore. Ho capito. Che comunque è una tecnica difficile, no? Giusto?
è una tecnica difficile perché lavori solo con 2 colori ed è ancora più importante quello che si scatta. Una maggiore profondità, cerchi una maggiore profondità perché alcuni dettagli ti possono perdere, quindi Bravo. sì. No, io sono nato nel 96 come fotografo e mi sviluppavo e mi stampavo io le foto e all'epoca era il bianco e nero, quindi sono rimasto legato a doppio filo a questa tecnica. E mi parli adesso anche della differenza che siamo andati incontro dal rullino fotografico al digitale. Se da una parte abbiamo acquistato una maggiore disponibilità nel materiale che si ha finito, no? Perché ovviamente un rullino 24-36 pose e devi essere bravo a utilizzare quelle, mentre con le moderne attrezzature e schede di memoria Non c'è limite. C'è un limite sicuramente diverso e se da una parte abbiamo migliorato quella che è la nitidezza del risultato finale, quindi la capacità di raccogliere dei dettagli all'interno della foto e soprattutto di poterci lavorare dopo per renderla esattamente come volevamo, Sì. abbiamo però perso la poesia della grana, l'emozione del rivederle dopo magari una settimana, 10 giorni, se non di più rispetto a quando realmente sono state scattate, no? È un fatto di nostalgia. Sì. È un fatto diversa anche nel risultato finale che si ha in mano. È un fatto nostalgico. Il peso della pellicola anche sulla foto finita. Credo che abbia anche un valore diverso, almeno per me che sono un nostalgico. L'album fotografico dà un display sul quale scorrono velocemente delle immagini che se non ci piacciono le buttiamo. Giampaolo, perché si sorride sempre quando si sta davanti a una macchina fotografica per uno scatto? Bella questa domanda. Mi è venuta adesso. Cioè, complimenti a Iovino. Perché? Mi viene da rispondere citando Tiziano Ferro quando dice sono un grande falso mentre fingo l'allegria, no? Come Ci picchia. niente nelle risposte. Nel senso, ci si mette lì, ti dà una versione positiva, neutro-positiva di se stessi per evitare poi la domanda ma che hai? Anche perché credo che nessuno... Niente. Anche perché credo che risposta, no? nessuno mai vorrebbe far mostrare foto proprie con un volto triste che piange, ok, forse anche per questo motivo qua. Infatti, certo, a parte in un periodo come questo dove si è vittima delle immagini, no? Sì. Ormai ci si muove solo e ci si descrive solo attraverso le immagini, proiettare una figura di sé non positiva, non di successo, mettere comunque anche in difficoltà chi vede, no? Certo. Quando capita a noi di vedere qualcuno che cade o una persona che si dispera, ci sentiamo noi in imbarazzo per quella persona. Bravo. Lo si evita a prescindere. Allora Giampaolo, siamo ai saluti, 2 domande conclusive le devo fare. La prima è inevitabile, è la sua esperienza con Edizione 03 fino a questo momento. Edizione 03 è stata una bellissima scoperta, per essere sincero, una bella esperienza, ho trovato delle persone molto competenti, disponibilissime, la resa finale del prodotto mi è piaciuta fin dall'inizio e essendo comunque sia un'autoproduzione l'aspetto economico non è da sottovalutarsi, quindi c'è stato un ottimo equilibrio qualità-prezzo finale, l'ho trovato molto bene. Una resa perfetta. E complimenti anche da parte mia che sono una fruitrice, come si dice, casuale, sì, ma non casuale perché insomma frequento Edizione 03, apprezzo moltissimo quello che fanno, però avere il suo libro tra le mani è affascinante, come aprire delle finestre veloci su una Roma che altrimenti mi ci vorrebbero settimane per vedere. Sì. Grazie. E chiudiamo lasciandole il tempo, lo spazio limitato purtroppo perché siamo ai saluti, per congedarsi con un tributo alla sua Roma che ha raccolto in Flow in Time, ma che comunque è la città eterna, è quella che forse più di ogni altro in questo momento riesce ancora ad entusiasmare e far capire quello che ha detto lei, cioè che noi siamo una fugace apparizione in una storicità che è vecchia, millenaria.
utilizzare Roma per delle foto significa proprio voler vincere facile, perché Roma è bella sempre, in qualsiasi momento, anche la periferia più difficile sa essere comunque affascinante, sa restituirti dei colori importanti delle atmosfere. Però io inviterei chiunque a conoscere un artista romano veramente importante che ha collaborato con grandissimi registi come Ettore Scola, come Nanni Moretti. Sto parlando di Remo Le Motti, che è stato veramente un artista poliedrico, scultore, pittore, cantante, e c'era una sua poesia che poi è stata anche musicata, che si chiama Mamma Roma Dio, che è una fotografia bellissima di Roma, veramente. È breve, ce la declama o non la ricorda? È molto lunga. No, allora consigliamo tutti di andarla a leggere. Certo, la scopriremo. Vi consiglio di andare a Sì, cercare indubbiamente. Certo. Perché è veramente bella. Lo faremo senz'altro. E vale la pena, è proprio quella critica che fa la mamma innamorata al figlio, no? Che vede che non sta andando bene, quindi c'è quella rabbia e quella amarezza però di chi ama e di chi non vorrebbe mai dover dire certe cose che proprio, della persona che ama. Sì, che è proprio della mamma Roma, o al contrario, mamma Amor. Che è il contrario di Roma. Bene, Giampaolo Iervolino, la ringrazio di essere stato qui con noi. Consiglio a tutti vivamente di andare a leggere, a comprare Flowing Time, perché davvero è un excursus non sulla città eterna, ma su quella che è la storia della città eterna, per cui tutto il bello raccolto nei monumenti e nella unicità di questa città nel mondo. E io ringrazio Edizioni 03, ringrazio Rete 2000 Web e Antonella, che è stata un'abile, una eccellente non t'allargare, grazie, ringrazio moltissimo, grazie Gianfranco, sei molto gentile e cortese. Volevo ringraziare Giampaolo Iervolino della sua presenza al telefono con noi oggi, ma anche invitarla, Gianfranco, a vedere Verona. Venga, veda Verona, Giampaolo, veda Verona di notte e poi scatti qualcuno dei suoi. Esatto. Sì, ci sono certi scorci che secondo me non le faranno rimpiangere la grandezza della sua città, della città eterna, ma noi che siamo una piccola Roma, forse avremmo bisogno di un occhio come il suo per scoprire certi angoli. La piccola Roma, no? Ci sta. Poteva essere un'idea, no? E così sì. Viene a trovarci anche direttamente in radio quando tornerà a Verona con Edizione 03 e con tutte le novità che ci vorrà portare. Grazie ancora, complimenti per il suo libro, per la sua opera e carissimi saluti. Buona giornata a Gianfranco Iervolino, a Giampaolo Iervolino, mi confondo, scusami. Noi romani, perché sono nato a Roma, anche se non sembra, ma... sì, è il Gian che tende all'inganno. Gianpaolo Iervolino, grazie.